Ciao a tutti, sono Moussa Amane. L'esordio in prima squadra. Ci raccontate com'è andata? È stata una cosa, cioè un'emozione unica perché entrare fare l'esordio con la maglia del Bari è qualcosa di molto importante. Quali le prime impressioni sul gruppo e sullo spogliatoio? Beh, direi che si divertono, è una squadra abbastanza unita, Quanto è diverso allenarsi in prima squadra rispetto alla Berretti? molto, molto. Molta concentrazione, i livelli sono molto più alti, i ritmi, secondo me è tutt'altra cosa. L'ultimo gol segnato? L'anno scorso contro il Catania vincemmo con l'Under 17 5-0, gol mio di sinistro, doppio passo. Quanto è importante per te la famiglia? Molto. La prima cosa che viene per me è la famiglia. Hai animali domestici? No, però vorrei averne. Il cane mi piace molto. La tua qualità migliore? Velocità. Il tuo peggior difetto? Di sinistra. Il calciatore a cui pensi di assomigliare per caratteristiche? Secondo me lo saprei, un Bailey, boh. Anzi, io assomiglio a Tomori di Cesare, mi chiamava così. Quali sono i tuoi hobby fuori dal campo? Non ne ho uno, cioè stare con gli amici, divertirmi, Il tuo rapporto con la scuola? non va molto bene. Qual è la tua materia preferita e quale dove non vai molto bene? Matematica. Vai meglio in matematica. No, vado peggio. E la materia in cui vado bene è il francese. Il campione dello sport preferito? Ronaldo. La tua serie TV preferita? O Elite oppure, non lo so, Lupin, Top Boy, ce ne sono molti. L'ultimo film che ti ha emozionato? Non mi ricordo bene perché da un bel po' che non vedo film, però un film di Will Smith, La tua serata perfetta? discoteca, ballare, Sei un tipo da mare o da montagna? mare. Il tuo miglior momento in campo? Quando, non lo so, faccio anticipi, super in velocità gli avversari, Relax in ritiro? Cellulare o videogiochi? videogiochi. Che musica ascolti? Trap, drill, La frase che ti ripeti più spesso? sacrifici, impegnati, sempre. Il momento più difficile che hai dovuto superare? Vari infortuni, quando mi infortunai alla caviglia, La persona che ritieni fondamentale nel tuo percorso di crescita? la mia madre. Il miglior consiglio che ti hanno dato? Non me ne viene in mente, no, non lo so, non è niente. Musa per me è un giocatore fortissimo, però a volte scollega il cervello perché è una testa di però quando sto con lui sto benissimo.